Scratch vi è offerta da Selle SMP. I'm the Invisible Man. Applauso Nicola, ci mancava. Buonasera amici di Scratch, oggi abbiamo veramente il pubblico delle grandi occasioni. Non scimmiottarmi per favore. Non sto facendo niente. No, perché mi scimmiotti. Guarda che pubblico ti ho portato oggi delle grandi occasioni. Ma mi sembra San Siro, mi sembra, guarda. No? Come? Ma chi sono, scusi? Sono gli sportivi del Ponte. Ah, quella gara che sembra... No, la gara, cioè questa è la squadra, poi c'è la gara dell'otto. Sì, la gara, quella gara che sembra una gara importante. Esatto. Ma è vero che assomiglia di più alla gara in Svizzera o quella del Belgio? A me pare un po' più di quelle del Belgio. Bah, qua abbiamo delle persone che secondo me potrebbero anche dircelo meglio. Io questo signore mi pare di averlo già visto. Anch'io forse. Mirko Barattini. Buonasera a tutti. Cioè, ma Mirko, ma ti rendi conto che voi con il Trofeo Triveneto, in qualche maniera tu fai parte della grande famiglia, no? Mi avete fatto un regalo esagerato quest'anno, mi avete confezionato di nuovo Ilenia Lazzaro, non è che vi vergognate un po'? No, grazie al Trofeo Triveneto diventa ogni anno più giovane l'Ilenia, corre, fa la giornalista, fa la retta stampa, quindi ha sempre più lavoro ma diventa sempre più giovane. Vabbè, cosa c'entra io? Divento sempre più vecchio e più malato. No, mi hai chiesto l'Ilenia, anche tu diventi sempre più giovane. Ah sì? Ogni anno. Dai, sarà che mi donano gli occhiali. Forse non ti sembra, ma evidentemente. Stai attento, che voto dai fino adesso, fino a questo momento in questo Trofeo Triveneto? Beh. Ma sì, severo, giusto? Io darei un bel 8 al Trofeo Triveneto. Siamo partiti con qualche difficoltà e secondo me invece le cose stanno andando meglio del previsto, almeno di quello che pensavo e speravo io, insomma. Sai che ti ho portato il presidente del comitato provinciale? Perché lunedì, oggi registriamo, però domenica eravamo A Schio, e quindi... Provinciale di Vicenza. Luigi. Buonasera a tutti. Ma no, ma voglio dire, Luigi, ma a Schio è già la seconda tappa, si fa a Vicenza. Allora, piangete il morto, qua a Vicenza siamo senza skate, lo dico in Veneto, perché in Puglia direbbero stiamo senza sordi, però, però si fanno le cose anche qua se ci va voglia. Diciamo che ieri è stata una giornata importante perché credo che meglio di così non poteva andare, visto la giornata. Hai visto sabato cosa c'era? Certo. Ieri è stato bellissimo, poi l'organizzazione perfetta della Schio Bike, veramente l'organizzazione perfetta, e poi i risultati dei ragazzi vicentini. Vedi Zana, vedi... Ma Zana è un fenomeno. Ma Gasparotto. Pacagna, cosa avevano in più lo Schio Bike? Organizzativamente, per i corridori, cos'è che ha dato quel tocco in più? Hanno una bella location e un bel percorso e... ci hanno anche gratificato ovviamente questa domenica, dai. Cioè, vale a dire che loro danno un rimborso in più. Sì, vero? dai. Sì, per questa che vuol dire domenica molto. abbiamo portato a casa qualche soldo in più. Ma sai perché te lo dico? Perché nel mondo del ciclismo, se uno prende 10 euro, 20 euro guadagnati anche, è un mondo che si critica, lo fa per skate, o fa per i soldi. Soltanto in Veneto, perché in altre parti sarebbe normale dare un contentino perché la benzina, insomma, Ilenia, costa. Sì. Cioè, ho capito che nessuno gliel'ha detto di andare a fare il ciclismo, ma se amano fare il ciclismo è giusto che gli diamo l'opportunità di poterlo fare. Quello sicuramente. E quindi credo che come organizzatori, voi a FAE lasciamo perdere, siete della Serie A, però bisognerebbe cominciare ad abituare e non fare i paccari, come dice, te li diamo, poi quando arrivano là, sti poveri ragazzi, tanti gli danno la metà e non va manco bene. Sì, se c'è la possibilità sensibilizziamo sempre gli organizzatori perché vadano un po' incontro alle esigenze degli atleti, soprattutto quelli della categoria elite, degli open, che sono un po' gli attori big della manifestazione. Poi la crisi economica la conosciamo tutti e la viviamo nei nostri portafogli e quindi di conseguenza... Io 2 righe di teoria me le sono fatte in questi anni, perché poi ho 55 anni, tante volte si dice per niente, ma insomma qualche cosa in 55 anni si è potuto anche capire come vanno le cose.
ma nei TG di tutti i giorni sentiamo sempre, io sento, ma penso che sia condivisibile, che c'è il governo, i politici dicono sempre che noi italiani siamo un po' pataccari, no? Il sommerso, che noi siamo evasori tutti, ci fanno passare dei delinquenti noi popolazione, quando proprio è il contrario. C'è il sommerso, quando mi parlano di soldi sommersi, ma i soldi sono come un'altra componente organica del corpo che non possono stare sommersi, vengono sempre a galla, perché anche coloro che delinquono oppure che prendono i soldi in maniera illecita, evadendo anche, però il sommerso lo spendono, quindi nel ciclo del discorso dei soldi, il ciclo monetario gira in qualche maniera. C'è tanta ipocrisia, no? Quando a me piacerebbe capire come mai non ci sono soldi, ma per esempio la moglie di Berlusconi che becca 46.000 euro all'anno, al giorno, scusate, per quanto riguarda il mese manterrebbe 300.000 anziani che porterebbero da 500 a 1.000 euro la pensione in un anno secondo. Una persona sola farebbe già una cosa importante e quindi il sommerso, ma cos'è sto sommerso? La crisi, cos'è sta crisi? È una crisi, perché una volta c'era, allora la Costituzione italiana dice il popolo italiano è un popolo sovrano e poi è fondata sul lavoro e sul lavoratore. Oggi la crisi è che non siamo più un popolo italiano che è fondato sul lavoro, sul lavoratore, ma soltanto sul consumatore. Vale a dire, se sei consumatore vali, se non sei un consumatore vai a pigliartela in quel posto. Dove? In quel posto. Quindi voglio dire, alla fine, cara Ilenia, sta filippica, perché te la voglio fare? Ma non mi devi sempre mettere in mezzo che io ce l'ho con le slot machine, va bene tutto, guarda, vanno bene pure quelle. Anche quelle. Però voglio dire, alla fine non voglio più sentir parlare di crisi, perché i soldi ci sono, se li imboscano in tanti, però non li lasciano a quelli che dovrebbero lasciarli. Allora io in cronaca te l'ho detto, qua lo ribadisco, poi dopo ti do la parola a te. Io voglio votare gli assessori regionali che si sporcano le mani e vengono al ciclocross a vedere esattamente come si può fare una domenica alternativa rispetto ai cazzari che stanno a casa a farsi le pipe con il, come si chiama? L'iPad o iPod? iPad. Ecco, adesso ho finito. Ok. Allora? Allora no, ho finito perché sono stufo di sentire crisi, perché alla fine con la crisi non si fanno più gare. Vabbè, quello sicuramente, se Alla dovessimo fine con la guardare crisi, la il crisi prossimo non anno partiva i niente. ragazzi non gareggiano più. Esatto, ma io penso che se guardavamo i discorsi tutti che piangono non si faceva niente, invece alla fine secondo me bisogna sempre trovare nuove risorse, bisogna reinventarsi. E il bello che appunto abbiamo anche sottolineato in cronaca ieri è stato anche quello di questo Mercatino Expo, che lo stiamo dicendo da tanto tempo. Il Mercatino Expo ci vuole perché richiama anche la gente che magari non è molto avvezza al ciclocross, ma magari è venuta, non lo so, a prendere il formaggio, a vedere, poi è venuta lì per il Mercatino Expo e ha visto gli altri che correvano e si sono fermati. Che era già un bel mercatino quello di ieri, pensa a ampliarlo e farlo 5-6 volte superiore, pensa alla gente che potrebbe venire, Mirko. No, sicuramente io conosco tante realtà o tanti paesi dove magari organizzano domenicalmente una festa ecologica piuttosto che qualcos'altro. Se noi in quegli ambiti lì ci inseriamo una gara, una manifestazione, una gara di ciclocross, abbiamo già raggiunto il nostro obiettivo, perché coloro che vanno alla domenica a farsi 2 passi tra le bancherelle poi automaticamente si fermerebbero anche a guardare la Si manifestazione. chiama anche poi fidelizzazione, no? Esatto. Adesso andiamo via con la prima gara. Sì, abbiamo la prima clip con gli esordienti, gli allievi, donne esordienti, donne allieve. Via. Siamo a Schio, quinto trofeo Città di Schio, Memorial Thomas Casarotto, organizzazione GS Schio Bike. Ricordiamo questo volto pulito di questo ragazzo che ci ha lasciato circa 4 anni fa in una gara, nell'adempimento del suo dovere e della sua passione. Peccato perché manca molto e quando ci sono vittime della strada così giovani, intanto salutiamo proprio Giulio Franzolin, la società si depotenzia, insomma viene a mancare qualcosa, non soltanto per la propria famiglia ma per tutte quante le persone che lo hanno conosciuto. Ed è bello ricordarlo poi con la gioia di questi ragazzini, stiamo vedendo adesso gli esordienti al secondo anno che sono partiti, le donne esordienti, quindi è bello ricordarlo ed è veramente un plauso agli organizzatori della Schio Bike per aver fatto questo trofeo Thomas Casarotto per i giovanissimi che andremo poi a vedere in studio, che premiava la squadra più numerosa, quindi non i risultati ma semplicemente
sicuramente la squadra più numerosa nel fare questo ciclocross a Schio. Percorso molto bello, oggi Nicola, un percorso veramente da Belgio, con delle contropendenze, il fango che non è mancato perché insomma le piogge dei giorni precedenti alla gara hanno reso il percorso veramente molto pesante, e anche oggi un bel numero di esordienti, 36 esordienti uomini, una decina di esordienti donne, quindi Un piccolo capitombolo, nulla di male, non sono calciatori. ma ci sta, ovviamente su un percorso del genere i capitomboli sono all'ordine del giorno, e questo fa la differenza poi fra i ciclisti e il resto degli sportivi. I Vigili del Fuoco oggi attivi non solo in gara per il campionato italiano che vedremo più avanti, ma soprattutto anche come aiuto per quanto riguarda la pulizia delle biciclette. Nel frattempo andiamo a vedere la gara degli esordienti con Carpene e Zaccaria Toccoli, che hanno staccato tutti gli altri e fanno lotta a due, diciamo. Quindi Carpene che sta andando molto molto bene, questa maglia è sempre più sua, con Zaccaria Toccoli subito dietro. Dal primo momento, cioè dall'apertura di questo trofeo Triveneto, questi due ragazzi sono andati di conservo, sono sempre andati molto bene, sono sempre stati molto pimpanti, insomma fanno fatica gli altri a potersi avvicinare. Sì, dietro comunque abbiamo sempre un gruppo di ragazzini che varia in base alla tipologia di percorso. Abbiamo visto Filippo Fontana molto attivo a Salvatoronda, abbiamo visto Cover, Ceolin, Polano, Sergiano, che dopo questo incidente che ha avuto tempo indietro si sta riprendendo. Però Sergiano è forte, sai, perché lui è sempre tra i primi 10. Io non lo dico per cattiveria, ma se facesse, secondo me lui piace mangiare. Dovrebbe mangiare un po' di meno, ma secondo me se perdesse qualche chilo lo vedremo sicuramente tra i protagonisti. Ma secondo me con gli anni vedrai che con lo sviluppo fisico si asciugherà moltissimo. Mi viene un esempio che non me ne voglia perché è un esempio molto simpatico, quello di Daniel Smarzaro, che da bambino era molto più grassotto di adesso, tra gli junior sta andando molto molto forte, quindi è giusto che questi ragazzi facciano il cross per gioco, e anche queste ragazze, abbiamo visto la Pauletto, la Botton, la Toffanina era in terza posizione, mentre Carpene in questo momento, sempre con Zaccaria Toccoli, affrontano quest'ultima parte del percorso che è diverso rispetto agli anni passati, veramente molto bello con questi su e giù, tanto pubblico già dalla mattina, anche perché ricordiamolo c'è stato questo Expo degli organizzatori che è piaciuto, quindi le bancarelle, i prodotti tipici, i prodotti tecnici. Lo diciamo da una vita. Noi lo diciamo sempre, gli organizzatori di Schio ci hanno ascoltato, come l'anno scorso hanno fatto un ottimo Expo che ha richiamato la gente. Il piccolo Filippo Fontana è sempre lì davanti, Sergiano, insomma diciamo che è duro affrontare anche questo percorso per questi ragazzini che sono così alle prime armi, mentre la Denise Pauletto oggi veramente un'altra marcia rispetto alla Marica Botton e alle altre del partecipanti. La Marica Botton stenta in questo tipo di percorso, però poi dopo allunga. Mentre vediamo questa ragazza come con più anche con più facilità riesce a fare questa piccola scalata. Sì, era un tratto tecnico nel finale, quindi diciamo che poi è quello che in questa gara andrà a decidere poi l'arrivo, perché diciamo che in queste ultime su e giù si è decisa poi la corsa tra Carpene e appunto Toccoli. Abbiamo visto Carpene che è riuscito a staccarlo proprio nel finale e va a vincere Samuele Carpene, sempre più sua questa maglia di leader. Secondo è Zaccaria Toccoli, quindi Zaccaria oggi è il secondo e prende i punti. Terzo il piccolo Filippo Fontana, un grande, rimonta per lui questo scricciolo che ha una grinta pazzesca. Quarto Cristian Martinuzzi, quindi Cover, Ceolin e Felice. Andiamo ad aspettare invece le ragazze esordienti per andare a vedere se sarà sempre la Pauletto oppure ci sarà qualcun altro. Ricordiamo che la Toffanin si è fermata per un problema meccanico, quindi oggi non prenderà punti per quanto riguarda la classifica generale, mentre eccola qua, Denise Pauletto va a vincere tra le donne esordienti, a seguire Marica Botton che è la seconda, squadra ciclismo VOC che porta veramente tanti ragazzini, e terza è Giorgia Vinante. Bella gara oggi, terzo classificato e recuperato. Sì dai, proprio in partenza sono caduto, ero molto indietro, non me l'aspettavo proprio, sono contento di essere arrivato così, dai. E tu oggi hai faticato parecchio per stare dietro a Carpene. Sì, il primo giro abbiamo allungato su tutti, siamo rimasti un po' assieme, poi l'ultimo giro allungato, io ho mollato e è riuscito a staccarmi di molto. Sempre più tua sta maglia. Sì dai, anche oggi una bella vittoria, il percorso è stato reso duro dal fango,
e anche dagli avversari, però dai, la maglia ce l'ho ancora io. Terza posizione, prima apparizione. Sono molto contenta perché è la prima volta che riesco a raggiungere questo risultato, però l'importante è crederci fino in fondo quando si fanno queste cose. Seconda classificata. Beh dai, ne contento di questo secondo posto, il circuito era bello ma anche tanto duro e i meglio vincono sempre. Ma stai attento, la settimana scorsa eri sfinita, oggi invece è meglio. Sì, oggi sono presa meglio, sono riuscita a vincere e ringrazio soprattutto la squadra perché mi sta aiutando molto. Sì, ma a noi non ci caga mai nessuno, mai che ci ringraziate, mai. Allora ringrazio anche Scratch che ogni volta ci intervista e ci fa apparire in televisione. Seconda gara di giornata, qua sono gli allievi, primo e secondo anno, e le donne allieve, tantissimi corridori, tantissimi atleti. E a parte le concomitanze, qua comunque il trend di quest'anno è veramente altissimo. Il trend è in crescita, poi tra l'altro le concomitanze diciamo a livello nazionale sono finite, sì ci sono le prove degli altri trofei, però a livello nazionale sono finite in questo momento le concomitanze. Oggi rientrano anche Bassani, Dorigoni, insomma quei ragazzi De Bellis che hanno fatto il Giro d'Italia, rientra la Casasola e sarà un bel vedere perché secondo me trovano un Pozzato che sta andando molto forte, trovano una Letizia Borghesi che sta andando molto forte, la Camatta che sta crescendo gara dopo gara come la Dalmagro, quindi sarà una bella lotta sia per quanto riguarda gli allievi al secondo anno appunto che gli allievi al primo anno, perché insomma Filippo Zana nelle ultime gare sta andando forte, quindi vedremo se Brancati riuscirà a stargli dietro. Detto questo, abbiamo visto già un pimpantissimo Michele Bassani reduce da un bel piazzamento alle prove nazionali del Giro d'Italia, subito dietro Jacopo Dorigoni con Andrea Pozzato che comunque è lì guardingo, mentre Zana, Brancati, Pietrobone e Micheletto sono i primi, ma sono tutti allungati gli allievi al primo anno. Zana campione italiano, ma soprattutto un fenomeno, ricordiamo che è un allievo al primo anno, sta tenendo veramente botta con gli allievi al secondo anno, un'altra caduta in questo posto deve essere particolarmente difficoltosa, cime innevate, e qua posso dirti che ho visto proprio in diretta un Pozzato timido, perché se Pozzato ci credeva di più e ci crede di più sicuramente può lottare con i primi, ma essere molto vicino a Bassani. Anche la testa conta molto. Sì, conta la partenza, conta la testa, conta la gestione della gara. In questo momento sta girando attorno alla terza posizione, però è lì con De Bellis che ricordiamo viene da dei piazzamenti molto buoni nelle gare nazionali, quindi secondo me è un ragazzo Pozzato che sta crescendo molto bene. Detto questo, vediamo anche Brancati con Zana e tutti gli altri che stanno poi che stanno cercando di lottare appunto per tra gli allievi al primo anno, eccolo qua, e mentre tra le donne allievi in questo momento la Sara Casasola è lì al comando. Un Dorigoni, Jacob Dorigoni, il quale alcuni suoi diciamo così o genitori o allenatori hanno detto anche lui fa la multidisciplinarità e non lo nominate mai. Noi abbiamo detto che li abbiamo invitati diverse volte, quando vogliono venire a parlare di multidisciplinarità sappiamo che Jacob Dorigoni è uno tra quelli che fa anche il mountain bike, pista e strada. Esatto, come Michele Bassani fa il mountain bike, è passato dalla strada a fare il mountain bike quest'estate, ha fatto degli ottimi piazzamenti anche campionato italiano di cross country e diciamo che adesso stanno arrivando i suoi percorsi, quindi lui che è un po' più leggerino sul fango è sempre stato molto forte e sta veramente andando bene. Dorigoni una ottima guida anche su questa discesa che diciamo era abbastanza tecnica, molto tecnica, anche un po' pericolosetta, ma andava affrontata con la testa. Ed un plauso, scusami Eleni, a questi ragazzi che comunque danno dimostrazione che questo è soltanto il momento in cui vanno in vetrina, ma per arrivare ad andare così sono tutti ragazzi che si preparano durante la settimana con grandi sacrifici. Tanti sacrifici, lo studio c'è sempre, quindi ore magari levate al divertimento per questi allenamenti anche di tecnica. Pozzato è qui che gira in terza posizione con la sua maglia, mentre vediamo Zana subito dietro, quindi Zana che sta andando molto bene. De Bellis in difficoltà oggi. È il primo fango e poi anche qua io sono dell'idea che quelli un po' più pesanti fanno un po' più fatica. Certo che sì. Quindi come diciamo sempre, dipende poi ci sono sempre le giornate no, quindi può anche essere incappato in una giornata no.
Nel frattempo appunto Brancati, Pietrobon, Micheletto, Zana sono questi gli allievi al primo anno, mentre la Letizia Borghesi sta appunto cercando di andare a riprendere la Sara Casasola che sta è lì. difendendo, sta facendo il contropiede, sta cercando sì. di lavorare di rimessa. Lei sta girando in questo momento attorno alla quarta, quinta posizione, quindi la Casasola in questo momento ha una marcia in più rispetto alle altre e diciamo che probabilmente anche i risultati a livello nazionale stanno confermando il suo ottimo stato di forma. Questa bellissima inquadratura di appunto queste due tavole da saltare, era un percorso veramente molto completo con queste contropendenze, la scalinata poi per le categorie più grandi, le tavole da saltare, le discese un po' più tecniche, quindi veramente molto molto bella questa gara e secondo me potrebbe essere una gara da campionato italiano prossimamente. Soprattutto un plauso agli organizzatori, qua sento parlare tante di quelle cavolate anche nella politica, nei telegiornali, i media che hanno i prosciutti sugli occhi, qualche politico, qualche assessore regionale deve venire a vedere queste gare per imparare cosa vuol dire fare i tagli. Tagliare su questo tipo di discipline vuol dire veramente tagliarsi qualcos'altro, nel senso che vuol dire depotenziare una formula vincente che è quella della crescita dello sport. E quindi io a tutti quanti i ciclisti, amanti di ciclismo, dico: guardate, quando sono assessori regionali che li abbiamo votati non vengono alle gare di ciclismo, beh, non votateli più, perché vuol dire che non tengono allo sport. E quindi questa è una cosa da dover dire, ma veramente in maniera forte e chiara. Secondo me poi qua a Schio sono veramente molto fortunati perché hanno una palestra vivente per il ciclocross e per il mountain bike. Questo è un percorso bellissimo. Un plauso al sindaco e all'assessore che erano presenti, ma quelli non sono politici, sono locali. Sono nel territorio, esatto. E vediamo appunto Bassani che appunto con nonchalance, è veramente una vittoria netta la sua oggi qui, quindi vittoria, eccolo qua, di Michelino Bassani che su questo percorso veramente ha esaltato, gara da sola fin dall'inizio. Andiamo a vedere dietro che sarà il secondo, è Jacopo Dorigoni, secondo a 1 minuto e 49, quindi bravo anche Jacopo, la multidisciplina paga, specialmente in questi tipi di percorsi dove bisogna saper guidare, quindi Dorigoni in questo momento è il secondo. Veramente ottimo livello tra gli allievi in questa gara, degna di un campionato italiano. Terzo è Andrea Pozzato, bravissimo sto ragazzo, credici un po' di più Andrea perché secondo me stai crescendo molto molto bene, quindi sicuramente ne vedremo delle belle per questa categoria nel proseguo. È partito tiepido ma si sta scaldando. Si sta scaldando e secondo me il morale gli è cresciuto da quando ha vinto la prima. E quarto è Davide De Bellis, quindi eccolo qui. Poi andiamo a attendere chi sarà il prossimo, vediamo, qua c'è qualche doppiato, al quinto posto è Costantino Cesca, quindi Marco Polo, eccolo qui Cesca, mentre attendiamo tra gli allievi al primo anno, andiamo a vedere se sarà Filippo Zana che era al comando nelle ultime tornate, se sarà lui poi il vincitore per quanto riguarda gli allievi al primo anno. Zana che appunto anche lui è rientrato un po' più tardi per quanto riguarda, eccolo qui, per quanto riguarda il ciclocross, ma ripetiamo. Però vogliamo dire che è secondo assoluto. Esatto, eccolo qua Filippo Zana, è bravissimo, vince tra gli allievi al primo anno su Alberto Brancati, Andrea Pietrobon, Matteo Micheletto e Mattia Raccani. Questi sono i primi 5, eccolo qua Brancati, mentre vediamo tra le donne se sarà ancora la Sara Casasola, ed è proprio lei. Sara Casasola sta crescendo molto molto bene per i prossimi campionati italiani. Seconda è Ludovica Camatta, eccola qui con la maglia di campionessa veneta, molto bello il body, brava. Terza è Alessia Dalmagro, quindi Alessia De Bellis e Letizia Borghesi al quinto posto. Un po' di civetteria ci va anche perché si fanno fare i body a loro spese 99 su 100. Esatto, però molto bello, insomma infatti, è una maglia che va onorata, quella del campionato la Borghesi veneto. un po' attapilata, però conserva la maglia, quindi questa è una nota positiva. E andiamo a vedere le interviste. Ma certamente, le interviste dopo tutti questi begli arrivi di questa bellissima giornata di Schio. Pozzato, non ci hai creduto, secondo me sei stato un po' timido. La partenza sono partito male perché mi è caduta la catena e poi ho avuto una gara tutta in salita, però dai, va bene così. Sono contento di un podio qui al Triveneto, prendo un paio di punti e continuiamo così. Legge Bassani a Schio. Ma oggi era un percorso che mi piaceva molto, sono partito bene, ho preso le distanze già sin da subito e sono riuscito a mantenere il distacco fino alla fine, sono contento. Abbastanza dai, sempre terzo però vabbè, mi accontento così dai. Oggi tu indossi la maglia, poi parleremo col vincitore.
Sì, non pensavo di prendere la maglia perché avevo qualche punto di svantaggio, però comunque è andata bene e sono riuscito. Tu sei un fenomeno, il ciclocross è proprio la tua casa. Ma dai, queste 2 domeniche sono andato bene, oggi sono partito forte. Poi sono riuscito a staccare gli altri e ho mantenuto, sono andato al mio passo e sono riuscito a vincere. Una bella gara qui oggi a Schio. Sì, sono molto contenta e va bene così, dai. Oggi va un po' meglio della settimana scorsa. Sì, dai, oggi sono andata abbastanza bene, però adesso ci accontentiamo così. Prima posizione, soprattutto stai seguendo la maglia. Sì, adesso ho saltato un po' di gare, quindi sono giù coi punti, però cercherò di riprenderla. Sempre tutti con me. Io ho espresso una mia teoria, no? A parte bella la gara che abbiamo appena assistito. Vabbè, abbiamo visto una signora gara. Perché a microfoni spenti e gentili telespettatori se la prendono con me perché io esterno. Io sono un esternatore. Mi piace capire le cose, mi piacerebbe avere anche una botta di vita perché, ti spiego, posso? Sì. Mirko Baratin quest'anno si è assunta una responsabilità insieme a Giacomo Salvadore, avete creato un collegio di sapienti, di gente che ha voglia di mettersi in discussione, di pigliarsi la pioggia, insomma. C'è crisi per tutti, però si sono trovate le risorse, grazie anche a qualche idea nuova, innovativa, avete cercato. C'è un detto che chi vuol trovare una strada, cioè chi vuol trovare una via trova una strada, chi non vuol fare niente trova una scusa. Voi avete trovato una strada. Sì, abbiamo cercato di trovare una strada, evidentemente abbiamo invocato la strada giusta, oppure ci siamo creati la strada giusta, perché se c'è la volontà di comunque di raggiungere un obiettivo con la passione e soprattutto con l'impegno, secondo me si raggiungono, insomma. Poi tra l'altro quest'anno forse perché le difficoltà erano superiori agli anni scorsi, ci siamo ingegnati e siamo riusciti a creare quel qualcosa in più per migliorare quello che era già un trofeo all'avanguardia, secondo me. Non la faccio al presidente del comitato provinciale questa domanda perché sennò sembrerebbe lo mettere in imbarazzo. Però è pur vero che se parliamo di ciclismo parliamo di chiaramente forze economiche. Molto spesso, è successo anche nel trofeo del ciclocross, quando si interpone una forza economica forte spesso indebolisce tutto il carrozzone. Mentre quando si trovano varie forze economiche la cosa diventa più gestibile. Questa è anche, credo che sia stata una scelta e sofferta ma anche vincente. Non avete più cercato il grosso nome che poi se ti lascia in braghe delle tele insomma hai grossi problemi. Sì, indubbiamente, ma non solo nel trofeo, in tutte le manifestazioni, se sei vincolato solamente a uno sponsor poi potresti avere delle difficoltà successivamente, insomma, con gli anni a venire, perché anche parlando della manifestazione che organizzo, non abbiamo mai fatto la scelta di avere un main sponsor, un top sponsor, ma sempre tanti sponsor, tanti amici sponsor, io li definirei, che ti aiutano e che ci sostengono di anno in anno. E il Trofeo Triveneto segue la stessa linea. Ti faccio questa domanda adesso a te perché il calendario del prossimo anno abbiamo capito che è depotenziato al massimo, per cui... Beh, io lo sai che non mi arrendo mai, no? Abbiamo fatto un giro di telefonate, l'ho fatto anche a te poi.
la stessa telefonata per sapere perché le squadre, le società non hanno messo in calendario le gare. Io credo che durante l'anno sarà possibile raccogliere qualcosa, anche se qualcuno dice ma ne perderai ancora. Io spero invece di raccoglierne ancora, perché l'appetito viene mangiando, credo che vedendo i ragazzi correre, però effettivamente nel calendario veneto credo che mancheranno più di 100 gare. Ilenia, Nel 2014 rispetto al 2013. fai una parentesi a questo e poi dopo andiamo all'altra clip. Cosa vuoi che ti dica? Che bisogna andare avanti, ripeto, come ha detto giustamente Mirko, quando non ci sono le strade bisogna anche trovarle, e io sono dell'idea, parlo per il Trofeo Triveneto, che quello che stiamo seminando adesso ci servirà per il prossimo anno, perché comunque stiamo facendo dei passi avanti anche a livello di comunicazione, quindi secondo me con una buona comunicazione si può anche andare a bussare a sponsor che magari col ciclismo non c'entrano niente. Certo. Quindi si lavora per gli anni futuri, però bisogna trovarla una strada per andare avanti, perché poi quando vedi i numeri che crescono, perché i numeri stanno crescendo, non è che ce ne inventiamo. Ma oltretutto il Trofeo Triveneto, vabbè, diciamo che forse organizzativamente è quello più prezioso, perché è quello che ha maggiore esperienza, ma non ci sono soltanto il Trofeo Triveneto, c'è anche il Piemonte, la Lombardia, poi c'è un Giro d'Italia che per carità... C'è la Puglia, c'è un movimento tutto attorno. C'è un bel movimento che quest'anno. Mi pare che sia singolare questa cosa qua, Mirko, non è mai successa come quest'anno. No, probabilmente c'erano negli anni scorsi, c'erano anche altri trofei, secondo me ultimamente il ciclocross è cresciuto in tutta Italia, quindi di conseguenza magari sono ritornati alcuni trofei che negli anni erano spariti, l'interesse è maggiore e soprattutto si affacciano tanti ragazzini, perché quando io vedo che in una domenica ci sono 6 o 7 gare in Italia e partecipano sopra i 1000 atleti in complessivo, vuol dire che abbiamo raggiunto a livello italiano un buon numero. Poi se guardiamo nel nostro piccolo, nel Trofeo Triveneto, in una gara partono 45-50 esordienti solo nel Trofeo Triveneto. Se andiamo a proiettarci in un campionato italiano potrebbero tranquillamente partire più di 100 ragazzini. Ecco, io non parlo più, che se poi parlo sono numeri impensabili fino a qualche anno fa. E quindi è lì che dobbiamo continuare a coltivare per poi magari cercare di mantenere dei discreti numeri anche nelle categorie superiori. Andiamo con il prossimo servizio, juniores, donne tutte, amatori fascia 2. Terza gara di giornata, qua vediamo anche fascia 2, quindi anche in pratica campionato italiano di ciclocross dedicato ai vigili del fuoco. Qua vediamo il rientro di Giulio Franzolin, intanto un saluto a Paolo Garniga che è sempre presente e quindi vanno sempre i nostri migliori saluti. E qua vediamo lo scontro tra un certo Giulio Franzolin e Bondavalli che sta crescendo settimana dopo settimana, lui leader della categoria juniores, sono partiti gli junior appunto con un bel lotto di partenti anche questa settimana, sono partite le donne tutte, anche qui bei numeri, siamo sempre sopra la 25 unità e abbiamo, mi piace anche dirlo, una triatleta, una ragazza che viene da un'azzurra del triathlon, Sara Papais, che ha la prima esperienza nel ciclocross e vedremo anche cosa saprà fare lei. Partono gli amatori della fascia 2 che questa settimana sono veramente tantissimi, quasi una cinquantina. Complice anche il campionato italiano, quindi all'interno di questa categoria della fascia 2 verranno poi estrapolati i campioni italiani dei vigili del fuoco. Campionato italiano, Mo Zoppas parte e va via fischiettando come al suo solito. Questo diciamo che potrebbe essere il suo terreno, perché è leggerino, però anche sì, però ci sono anche tanti pezzi da fare a piedi, quindi andremo a vedere cosa succederà. Giulio Franzolin e Bondavalli, quindi sono questi i primi due in questo momento tra gli junior. Franzolin che è rientrato la settimana scorsa con la gara nazionale di Brugherio, le prime gare, un Bondavalli invece che sta crescendo settimana dopo settimana. Al terzo posto un po' più indietro Daniel Smarzaro, che ha avuto però un inconveniente nella prima parte del percorso, ha dovuto cambiare subito la bicicletta per la rottura del cambio. Seguono poi Molinari e Dalpiva, quindi in questo momento sono questi con Montagnera subito dietro. È il primo fango anche per quanto riguarda gli junior, mentre Elena Valentini già nettamente davanti rispetto alle altre. Però fa fatica a fare le scale. Gli scalini erano parecchio alti, non fa fatica invece Flavio Zoppas che sembra già volare su questo percorso. Francesca Cauzzo in questo momento è la seconda con Perini, attenzione, che è il secondo della fascia 2, e Anna Oberparleiter subito dietro
per quanto riguarda le donne Open. Fa un po' più fatica oggi Nicoletta Bresciani. A Bresciani sembra che te stai a fare le ovi. Ti assicuro che questi gradini erano abbastanza alti e la novità è questa, cioè diciamo Giuseppe Dal Grande che è indietro, quindi rispetto a Perini, e Chiara Selva veramente una faticaccia per lei. Ma va bene tirarla così la bicicletta, Chiara, no? Vabbè, ma chi non è una crossista, ma ti assicuro che questi percorsi ieri era veramente duro. Bondavalli non ha problemi e sta cercando di attaccare in tutte le maniere Giulio Franzolin, che però è lì tranquillo e cerca di stargli dietro, con un Smarzaro che però ha perso quell'attimo di ricongiungimento ed è lì in terza posizione. Anna Oberparleiter nel frattempo la vediamo, lei con la sua maglia di leader per un punto sulla Giulia Dal Pozzo che però sta diciamo perdendo un po' gara dopo gara, diciamo che sta perdendo smalto o non si sta allenando molto. E non lo sappiamo, magari la sentiremo nelle prossime settimane, però in questo momento resta comunque nettamente al comando per quanto riguarda le donne juniores, quindi Oberparleiter con Bresciani e Cauz stanno inseguendo Elena Valentini, diciamo che è già davanti. Dietro abbiamo la Micheletto, appunto la Giulia Dal Pozzo e la vediamo la Milena Cavani, quindi un gradito ritorno anche di Milena Cavani con la sua maglia tricolore. Mentre qua vediamo appunto questa scalinata che era una parte importante, bellissime, tutti ci fanno i complimenti. Bellissime immagini, ma poi anche bellissimo percorso, perché veramente il fango l'ha reso ancora più duro rispetto appunto a quello che era già di tecnico dell'anno scorso. Bondavalli è lì davanti con appunto Franzolin, mentre vediamo anche Rudy Molinari. Bellissime queste immagini, Montagnier che affronta questo tratto in contropendenza. Era veramente un percorso secondo me che è degno di un campionato italiano. Elena Valentini sempre più leader, non ha assolutamente avuto problemi oggi per quanto riguarda molto dimagrita anche. Molto dimagrita, una gamba ottima, quarta al campionato europeo, veramente per poco. E Perini però per me rimane l'astro nascente di questo ciclocross Prato 2013. Perini sta facendo un'ottima stagione, quindi dietro a Zoppas la guerra è veramente alta, come abbiamo visto Perini già la seconda settimana che stacca Giuseppe Dal Grande, che fa un po' di fatica in questi percorsi, mentre abbiamo visto la Cauz che è riuscita a staccare Anna Oberparleiter, che in questo momento è la terza delle donne Open. Partita tiepida la Cauz, sta andando però bene sempre, ma anche l'altra volta, anche la settimana scorsa, sulla seconda parte del tracciato della gara comincia a recuperare molto. Sicuramente sono le prime gare, quindi secondo me sta ancora facendo un rodaggio. Mi piace anche nominare la Sofia Begin, che oggi sta facendo un'ottima gara, lei in questo momento la prima delle donne junior, mentre la Giulia Dal Pozzo in questo momento si sta testando attorno all'ottava, nona posizione. Questa è Chiara Selva che in questo momento è la seconda delle donne master, e diciamo una Dal Pozzo che oggi è un po' più appesantita. Noi facciamo gli auguri, forza Giulia, siamo con te, tifiamo per te anche. Ma sicuramente poi al trofeo mancano ancora 4-5 gare, le giornate ci stanno sempre, ripeto, era il primo percorso molto fangoso, quindi ci sta. Flavio Zoppas invece sembra veramente non aver problemi né con l'asciutto. C'ha 50 anni, ragazzi. Però è lì davanti, li vediamo che ci sono i cinquantenni che sono a casa con la bulla dell'acqua calda, loro invece vanno alla grande, come sta andando alla grande anche Elena Valentini, veramente un'ottima pedalata la sua. Perini resta fermo nella seconda posizione della fascia 2, e invece Giuseppe Dal Grande in questo momento si attesta nella terza posizione, quindi questi sono anche poi i valori della classifica generale in questo momento, quindi sarà secondo me una lotta fino alla fine, perché adesso andiamo avanti con le gare, comincia il freddo, comincia il fango. Cauz sempre seconda delle donne master, Bellante oggi che lotta anche per la maglia dei Vigili del Fuoco, quindi anche per Bellante insomma c'è una motivazione in più per essere lì davanti. Anche lui diciamo che si attesta sempre intorno alla quarta, quinta posizione. Mi piace salutare anche Savio, che si vede poco quest'anno ma perché diventerà papà fra poco, quindi abbiamo visto anche la Sara Valortigara, la saluto veramente perché vederla qui ai campi gara è sempre molto bello. Mentre appunto Giulio Franzolin l'abbiamo visto e lo vediamo, il suo arrivo trionfante, seconda gara già una vittoria, quindi oggi quest'anno è partito molto bene. Bondavalli, eccolo qui, sempre più leader perché insomma va a prendere punti pesanti anche questa settimana ed è il secondo a 21 secondi, quindi veramente questo ragazzo sta crescendo molto bene, sono curiosa di vederlo anche in ambito nazionale nelle prossime gare. Terzo posto per Daniel Smalzaro, eccolo qui,
che va... Faticato parecchio. Ha faticato, ha avuto un po' di problemi meccanici, però anche lui sta crescendo molto molto bene, è partito gioco forza un po' più tardi perché ha fatto una stagione su strada molto pesante. Seguono poi Rudy Molinari per quanto riguarda appunto gli junior, Dalpiva, Montagnier, Oberauch e Buttò, quindi questi sono i primi 8 per quanto riguarda gli junior. Vediamo Flavio Zoppas che va a vincere senza grossi problemi la fascia 2, eccolo qui, sempre più leader, ormai gli hanno fatto anche il body perché giustamente non ha mai levato la maglia dall'inizio dell'anno, quindi eccolo qui Flavio Zoppas. È anche più comodo da portare, evidentemente. È anche più comodo da portare, esatto. Secondo, bravissimo Paolo Perini, io l'avevo detto tempo fa, occhio perché è uno che va molto forte. Terzo Giuseppe Dalgrande, con Federico Bartalini che sarà il primo anche dei Vigili del Fuoco, ed eccola qua Elena Valentini che va a vincere dopo le tappe del Giro d'Italia anche questa prova di schio come l'anno scorso, quindi la vittoria, eccolo qui, di Elena Valentini. Andremo a vedere poi chi sarà la seconda, che mi risulta essere Francesca Cauzza, eccola qui Francesca Cauzza, ottimo secondo posto per lei. E al terzo posto vediamo anche se arriva, eccola qua, Anna Oberparleiter che comunque mantiene la maglia e prende dei punti preziosi, quindi Nicoletta Bresciani, Micheletto e Beggin, quindi queste sono al momento le prime 5. Quindi un bel rientro anche da parte della Nicoletta Bresciani, la quale ha faticato parecchio oggi, anche bello vedere la Cavani. Milena Cavani vince tra le Master Woman, quindi bravissima anche Milena e diciamo anche oggi un'ottima gara. Giulia Dal Pozzo per la cronaca chiude in 8ª posizione. Benissimo, e chiudiamo col tricolore e adesso le interviste. Giulio, un pensiero agli italiani ce lo stai facendo? No, un pensiero agli italiani diciamo proprio di sì, perché comunque si è visto che ho cominciato a fine novembre ciclocross, appunto volevo puntare una stagione diversa dalle altre, che andavo forte all'inizio e più piano alla fine. Quest'anno proviamo a fare l'incontrario e poi ci sono gli italiani e speriamo di andare anche a fare qualche colpa al mondo nazionale o altro. Dai. Mondovalli, conservi questa maglia? Oggi è stata dura. Sì, oggi non era la gamba di domenica, però ho provato a stare con Giulio, però ho visto subito dai primi giri che lui ne aveva un po' di più e allora sono arrivato secondo. Zoppas, non c'è storia, pronti e via, tu fischiando. Beh, diciamo che sì, quest'anno sto andando bene, non ho problemi, bene così, speriamo che continui. Sì, oggi sono molto contenta perché oggi erano tante forti come la Elena, poi sono riuscita a battere la Nicoletta che comunque va forte anche lei. Non eri distante? No, non ero distante, però sui pezzi in pianura ho fatto tanta fatica oggi, però bella gara comunque. Puntata anarchica proprio questa qua. Allora Elenia, mi hai portato cosa fanno questi ragazzi? Corrono a ciclocross. Ah, ecco. È la squadra delle sportive del Un lapsus. Ponte. Come un lapsus? Non pensavo. No, guarda, cosa balletto classico. Abbiamo Matteo Buso, eccolo qua, l'insostituibile, che è quello poi che fa un lavoro enorme perché porta i ragazzi a correre, tiene le biciclette, anche la sottoscritta, quindi è un santo. Posso fargli una domanda? Sì, fagli una domanda. Ma, chi te lo fa fare? Passione penso, perché alla mattina alzarsi presto o il giorno prima, sabato, preparare le ruote, le bici per loro. Non lo dico perché a me mi pagano poco, ma mi pagano no. Poco, ribadisco, ma voi? Il mio è volontariato, sì, pura passione, ecco, sì. Dopo sono affezionato agli sportivi del Ponte, in particolare a Mirko, perché ho cominciato a correre con lui fino all'inizio. Lui mi ha sempre tenuto sotto le sue braccia e quindi... La sua ala. Esatto, l'ala, sì, ecco, l'ala, sì. Bene.
Prosegui. Quindi Matteo, presenta la tua squadra. Beh, qui abbiamo una rappresentativa, alla mia destra abbiamo l'Alessia Dalmagro, è una ragazza allieva, è andata molto bene fino adesso, ha ottenuto una vittoria e è sempre piazzata nei 5. Lei è una ragazzina di una bellezza sconvolgente, ma non ride mai. Lo so, glielo dicono in tanti, però vabbè, insomma è il suo carattere, ognuno ha il suo. Ecco, dai. Poi alla destra dell'Alessia abbiamo Lorenzo dal Piva, un ragazzo juniores. Lui è il primo anno che pratica la disciplina del ciclocross, ha voluto cimentarsi, noi gli abbiamo dato l'opportunità di provare questa disciplina e mi sembra che se la sta cavando alla grande domenica dopo domenica. Insomma, ecco. Da questa parte? Da questa parte c'è l'Anna Foro, anche lei è una ragazza junior, primo anno nella categoria. Secondo me, gliel'ho sempre detto, gli ho detto ai genitori, gli ho detto a tutti, secondo me quest'anno ha fatto un gran salto di qualità dal punto di vista atletico e anche della tecnica. Ecco. Poi alla sinistra dell'Anna abbiamo Riccardo Gobbo, anche lui un biker, primo anno nella categoria juniores e anche nelle prime esperienze nel ciclocross. E questo signore? E l'abbiamo saltato perché abbiamo presentato gli atleti, ma il signore qui è Erwin Dalmagro, che è il papà dell'Alessia. Importantissimo. Ecco, lui potrebbe essere la rappresentativa dei genitori, perché io alla domenica sono da solo, non riesco a stare attento a tutti, quindi i genitori mi danno una grande mano e sono sempre al mio fianco. Pacca, quanto è importante il genitore? Io ho tuo papà che corre quasi con te, si può dire. Mio papà sì, quest'anno corre un po' meno perché c'è troppo fango per adesso. Però sta aspettando che arrivi il sole. È importante avere questo. Sì, no, mi dà un grande supporto quando è il box, ma anche quando magari Matteo riesce a supportare me come scorta tecnica, mio papà è sempre sul percorso a dirmi dove attaccare, dove passare. Ma guarda che questo lavoro l'ho fatto anch'io al suo tempo quando correva mio papà, io con la bici ero grande così, la bici era più alta di me. Prima mi dicevi che una volta il trofeo, non ti ricordo, ma quando si andava a fare il ciclocross eravate quanti? Da esordiente eravamo anche in 3-4 a volte a correre, però ci divertavamo lo stesso, certo, e anche eravamo dei bei corridori, perché correvo io contro un certo Marco Marcato e altri che adesso magari mi sfuggono i cognomi, però... Io voglio far capire alla gente, delle mie teorie, sono mie per carità, ma credo che siano sempre condivisibili, perché nel ciclismo c'è proprio, sai come si muove il mercato, tu dovresti saperlo meglio di me, c'è una richiesta, certo, nel mercato giusto, e poi dopo c'è un'offerta. Esatto. Prima arriva la richiesta e poi c'è l'offerta. Se fa caldo, facciamo conto, ci sono i beni emozionali, allora uno fa richiesta del frigorifero, e uno che fa, se c'ha 2 soldi, se compra il frigorifero. Esatto. Il mercato risponde, no? Allora la crisi è quando c'è una offerta ma non c'è la richiesta. Esatto. È vero? Esatto. E gli iPad, c'è tanta offerta, se uno non ce l'ha si sente l'ultimo dei criminali, un pirla. Invece qua c'è con le gare, è uguale, qua c'è una richiesta, basta soltanto dare l'offerta, non è crisi. Io continuo a dire, non è crisi, la crisi ce la vogliamo noi. Allora se c'è una richiesta, ci può essere un'offerta. L'offerta bisogna vedere come si fa. Se si fa da cazzoni, e ce ne sono tanti pataccari, bisogna pur dirlo, allora chiaramente demotivi tutto l'impianto. Ma se è fatto da persone professioniste, come lo siete voi, io credo che il prossimo anno non staremo più a parlare di Pulcinella, ma si affronterà un discorso un po' diverso. Diamo in mano a delle persone che sappiano esattamente come muovere i fili e incoraggiamoli, io credo questo. Non mi guardare con questa faccia assente. No, sicuramente Nicola dici le cose giuste. Credo che oltre alla professionalità ci vuole tanta volontà, ci vuole tanto impegno. Io credo che le persone quando si impegnano, anche se non sono pienamente professionali, riescano a raggiungere degli obiettivi insperati. E credo che un po' tutto il mondo del ciclocross è abituato ad avere soprattutto tanta passione e tanta volontà, perché vorrei sfidare i ragazzi prima, i genitori poi, andare la domenica alle gare col brutto tempo, a infangarsi, a partire alle 8 del mattino e tornare alle 7 di sera,
e anche agli organizzatori e a tutto il pubblico che va a vedere una manifestazione di ciclocross. Se uno va a vedere una gara su strada, nel giro di 2 ore vede lo spettacolo e poi va anche a casa. Bisognerebbe essere degli scrittori, dei buoni raccontatori, no? A me è venuto in mente che proprio a Schio ho respirato in maniera, diciamo così, più preponderante rispetto ad altre location, e lo svegliarsi presto la mattina, poi per me è un sacrificio enorme, devo immaginare, però sentire la brezza veramente come c'era poi dopo a Schio, questa bella aria pulita, no? Molto fine, il profumo del caffè, la condivisione con la gente che è ancora là, che non sa se sta in piedi, però è già per strada a guardare questi piccoli gazebi, la voglia di andare a guardarsi in faccia, cioè guardarsi in faccia. Abbiamo perso l'abitudine. Io settimana scorsa dicevo, i bambini hanno perso l'abitudine a toccare la neve perché le mamme dicono guarda che te fa male. No, il contatto con la natura lo abbiamo perduto. E recuperare questa cosa qua, noi siamo andati domenica mattina, era bello anche passeggiare. È vero, Pacca, anche andare in bicicletta, guardare volti, guardare. Sì, no, ma vedevi, c'era gente diversa anche dal solito, perché i ragazzi di Schio avevano organizzato anche questa piccola attrazione con i pompieri, e li vedevi, c'era gente diversa dal solito, ma il giusto è portare la gente che non è del mondo anche del ciclismo a vedere il ciclismo. Quello che io, questa cosa qua la peroro da tanti anni, però nessuno mai mi porta. Credo che te l'ho detto prima, la Schio Bike ha organizzato una manifestazione importante, ma non solo per le biciclette che giravano sul circuito, che era meraviglioso, ma anche per l'esterno, no? Allora, io dico, adesso stiamo parlando di ciclocross, ma io parlo di ciclismo. Se tu organizzi bene una gara quest'anno e hai 50 corridori che partecipano, l'anno prossimo ne avrai 70. Cioè, l'organizzare bene, preparare bene ti dà un contributo e dopo tu puoi presentare agli sponsor. Certo. A me non piace chiamarli sponsor, lo sai, li chiamo amici del ciclismo. Sì, vabbè, no? Chiamate come voi, però voglio dire, alla fine bisogna dare qualcosa. Se tu presenti una vetrina fatta bene, credo che l'anno prossimo saranno ancora contenti. Dobbiamo abituarci ad esportare un brand. Esatto. Quando c'è una presentazione importante, mi viene in mente la World Service, ha presentato la loro società. Ti può piacere, non ti può piacere, ti può stare sulle palle, non ti può stare... A me non interessa. Però hanno esportato un brand, quel brand ne ha beneficiato il ciclismo e viva Dio, bisogna continuare così. Bisogna sfruttarle, perché che c'è sta fa il ciclista col cantante? Niente. Però il cantante può alimentare interesse sul ciclista. Allora, tutte queste cose qua sono funzionali, credo, vero Ilenia? Ma io penso che adesso quest'anno abbiamo creato il brand del Triveneto CX, nuovi colori, anche proprio nuovo logo, ed è un brand che secondo me bisogna portare avanti, sia facendo queste operazioni di co-marketing, come per chi se ne intende, sia facendo delle operazioni mediatiche di un certo tipo, sia facendo degli abbinamenti evento sportivo con eventi fuori dal territorio, e secondo me alla lunga pagano. Adesso mandiamo in onda l'ultima clip e poi parleremo di cross marketing, quello che interessa tanto al ciclismo, che dovrebbe interessare tanto al ciclismo. Che gare va adesso? Vanno le ultime gare, quindi gli Open e gli amatori della fascia 1. Ultima gara di giornata, siamo sempre a Schio per il quinto trofeo Città di Schio Memorial Thomas Casarotto, e qua oggi un suo amico, un suo collega Trentin, che ha onorato con la sua presenza. Ricordiamo, una tappa importante al Tour de France vuol dire la tappa della vita, vuol dire partecipare, vuol dire fare, insomma, brillare gli occhi anche a coloro che gareggiano insieme a lui. E qua sono partiti sia gli Open e a questo punto la fascia 1, con lì davanti uno che mi è parso di conoscerlo. Sì, lo conosco anch'io perché ci divido la casa praticamente tutti i giorni. Quindi sono partiti gli Open. Hai tutta la mia comprensione. Ecco, esatto. Sono partiti gli Open, la fascia 1, anche qui sono quasi 50 amatori, perché anche qui ci sarà l'assegnazione del campionato italiano dei Vigili del Fuoco, quindi vediamo gente con la mountain bike, gente con la bici da ciclocross, diciamo, ci sta, insomma. Bello anche Pompieropoli. Bello Pompieropoli, guarda, io se fossi una bambina sarei andata a giocare dentro Pompieropoli. A
azzeccato questo spazio per i bambini e come ha azzeccato l'Expo. Veramente io, se devo dare un voto, non me ne vogliono gli altri, bravissimi gli organizzatori di Schio, perché un bellotto se lo sono meritato. Detto questo, Martino Fruet che cerca subito di rompere gli indugi, lui con la sua maglia di leader, subito dietro Mirko Tabacchi, e quindi andiamo a vedere Jari Cisotto, ottimo Jari Cisotto, adesso lo vediamo che sale, eccolo Sulle qui. prime battute sì. Ottimo Jari Cisotto, che è un under 23, con Matteo Trentini e Thomas Pacagnella. Sono questi i primi 5 assoluti per quanto riguarda gli Open. Vediamo già in questa frangente, siamo già verso i box, come Martino Fruet e Tabacchi siano leggermente avvantaggiati rispetto a Cisotto. Eccolo qui, primo under, Matteo Trentini e Thomas Pacagnella. Diciamo che questa sarà una gara molto combattuta e con molti suspense fino alla fine. Visinelli viaggia attorno alla sesta posizione con Simone Casanova, che in questo momento è il secondo degli under 23, seguono via via tutti gli altri. E poi io prego il gentile pubblico, gli appassionati di questa disciplina, di seguire alla fine, al termine di questa gara, le interviste, perché c'è poi Trentin che dice delle cose molto importanti, un po' quello che noi diciamo già da una vita, ma dette da un interprete e soprattutto da un campione, perché oggi possiamo dirlo che è un campione. Uno che sicuramente vince uno che vince una tappa al tour, non è che va a pelapatate, voglio dire. Esatto, quindi spero che i nostri ascoltatori ascoltino questa intervista, perché ha detto delle cose veramente sensate. Diego Lavarda è sempre lì davanti, mentre vediamo un po' i vari inconvenienti di giornata, queste forature, queste rotture del cambio, con Zabeo che in questo momento è il secondo della fascia 1, Tabacchi che cerca il forcing su Martino Fruet, che sarà però sfortunato perché lo vediamo già un po' attapirato, ma perché ha forato, quindi farà mezzo giro praticamente con la ruota giù. Vediamo in questo momento anche Cisotto che riesce a passarlo. Jari comunque sta facendo un'ottima gara ed è al comando nettamente per quanto riguarda... È un Thomas Pacagnella che è subito là. Thomas Pacagnella che è subito lì, e Matteo Trentin. Quindi in questo momento abbiamo un Mirko Tabacchi che è lì davanti e sta cercando ovviamente di approfittare di questo guaio di Fruet, mentre vediamo già più staccati gli altri. Cisotto che fa un po' di fatica, però secondo me paga un po' questa partenza molto forte, però gli fa solo che bene, perché poi a livello under 23 in questo momento è nettamente al comando. Pacagnella che è il secondo degli elite, mentre abbiamo già visto Trentin che si è staccato in questo momento, eccolo qua, viaggia in quarta posizione, è il terzo degli elite, tallonato appunto da un Martino Fruet che sta cercando in tutte le maniere di arrivare al box per cambiare la bicicletta. Qua vediamo comunque un Trentin che quando va in bicicletta si vede che è un altro pianeta, un'altra categoria, un Fruet che sta inseguendo adesso perché ha avuto un guaio meccanico e sta infilando dei giri impressionanti, un Pacagnella che è un po' sottotono, scorsa settimana grande sfortuna e invece oggi l'ho visto un po' tribulare. Non sono... È un Casanova veramente Casanova che secondo me Casanova lì sta girando in seconda posizione, però anche oggi è lì, insomma non ha il ritmo di Cisotto, però ha staccato una Dirko Ledani, quindi anche per quanto riguarda la classifica del trofeo Simone Casanova sta prendendo punti pesanti. Mirko Tabacchi in questo momento è lì da solo davanti, gioco forza, si è riuscito a prendere quel gap di vantaggio, con dietro Thomas Pacagnella che sta cercando di tenere il secondo posto e sta cercando anche il ricongiungimento. Vediamo nel frattempo che cambia anche Cisotto, questi sono poi tutti, rapidità, sono tutti i master intanto con la mountain bike che vengono doppiati, però Cisotto non vincerà forse, però è di un concentrato pazzesco. Mi è piaciuto tanto Jari in questa gara, molto convinto, molto cattivo anche, ma in una cattiveria buona. Eccolo qua Martino Fruet che finalmente cerca di andare a recuperare un po' il gap. Adesso comincerà veramente lo show di Fruet, perché lo vedremo recuperare posizione dopo posizione, e il nostro Trentin tranquillo, lui va avanti con la sua, quella bici lì è molto bella, la bici di Stibar, è la bici che Stibar ha vinto il mondiale. Il colore è un po' discutibile. Vabbè, però è molto bella. Nel frattempo Coledani e Casanova si fanno poi la guerra per quanto riguarda le restanti posizioni del podio tra gli under 23, mentre eccolo qui ancora lo rivediamo un'altra volta il Tabacchi che è lì davanti, e ormai diciamo lui che è la un vittoria. biker. Sì, lui è il campione italiano del cross country per quanto riguarda appunto gli Open. Pacagnella ancora lì
che sta cercando appunto di mantenere la posizione con, eccolo qui, Fruet che ha già preso Cisotto. Mezzo giro di ritardo, quindi ragazzi. veramente Martino Fruet oggi ha fatto una grandissima rimonta, però purtroppo il ciclocross è questo, ci sono gli inconvenienti, è toccato a Pacagnella la settimana scorsa. Però scusami, abbiamo sempre detto, i Fruet stanno nobilitando questo trofeo Triveneto, il trofeo Triveneto deve essere riconoscente a Fruet. Vabbè, sicuramente Martino speriamo che resti mai fino alla fine, anche perché è bello anche avere un biker che normalmente non fa il trofeo, non fa le gare di ciclocross, averlo fino alla fine. Abbiamo visto anche Matteo Trentin che ormai si attesta attorno alla quinta posizione assoluta, Casanova che è il secondo degli Under 23, Raffaele Visinelli che ormai si attesta attorno alla settima, ottava posizione, mentre tra gli amatori della fascia 1 Lavarda è al comando con Zabeo che è secondo, mentre dietro Quagliardi, Leghissa e Zanier si giocano, eccoli qua, si giocano il terzo gradino del podio. Povero Leghissa che deve fare tanti sacrifici questo ragazzo. Povero la Lazzaro che deve lavare poi tutta la roba. Siamo già nell'imminenza, intanto vediamo un po' di giudici, Roldano Brion e tra poco l'arrivo. Vedremo tra poco l'arrivo, Fiorito, l'Alessandra che è pronta a vedere poi le ultime tornate di gara e Iari Cisotto appunto che è sempre più leader per quanto riguarda gli Under 23. E poi dicono io lavoro, No, vabbè, ma stai facendo le inquadrature. Mirko Tavacchi, eccolo qua, che ormai sente il profumo della vittoria. Insomma, bella vittoria anche lui. Va a prendere punti pesanti anche per la classifica del trofeo. Andrà poi ad attestarsi in terza posizione. Quindi abbiamo perso Cipriano Gottardi dal podio, però abbiamo acquistato Mirko Tavacchi. Eccolo qua, Mirko Tavacchi, vittoria sua qui a Schio. Andiamo a vedere poi Martino Fruet che riuscirà a prendere e passare Pacagnella, quindi Martino Fruet in questo momento è il secondo, eccolo qui, secondo assoluto, grandissima rimonta di Fruet che però conserva la maglia di leader, quindi bravo Martino. Meritata. E se l'è assolutamente meritata oggi. Bravissimo Martino, in terza posizione per Thomas Pacagnella che comunque va a prendere punti pesanti e sarà il secondo nella generale. Sarà un cliente ostico per tutti, come Pacagnella. Iari Cisotto, quarto assoluto e primo degli Under 23, Matteo Trentin, eccolo qua, sarà il quinto assoluto, quindi insomma come gara di allenamento non è male anche per Matteo che oggi veramente ha fatto lustrare gli occhi anche a tutti i bambini che c'erano, perché comunque avere un professionista qui sul percorso dà lustro anche al nostro trofeo Triveneto. Bravo Matteo. Quindi andremo a vedere se Nadir Coledani riuscirà, eccolo qua, è riuscito a staccare Simone Casanova, quindi Nadir Coledani, segue Visinelli, Moletta, Casanova, Casagrande e Olivotto. Aspettiamo invece gli amatori della fascia 1 per andare a vedere se sarà sempre vittoria di Diego Lavarda. Intanto Casanova che saluta, ha anche un fans club su Facebook, si chiama Searching Casanova. Mentre Diego Lavarda dopo la tappa del Giro d'Italia vince anche questa prova qui in casa del Trofeo Triveneto, secondo è Alessandro Zabeo, terzo è Marco Quagliardi, quindi Cristian Leghissa, Mauro Zanier, Simone Perin e Andrea Pighini. Mentre si chiudono i lavori, si smonta il palco, vuol dire che oggi Del Riccio non prende punti, sono contento. Bacca, oggi una giornata un po' di crisi. Nera più che di crisi, dai, ho provato, anzi non ho neanche provato ad andare dietro a Mirko. Quando Martino ha forato ho detto magari vediamo se riesco a recuperare la rimonta, invece andava di più, il finale sembrava che potessi anche prendere tabacchi. Mai come oggi, Martino, bisogna dire la verità, gli ultimi due giri strepitosi. Ma sì, mi stupisco anche me stesso perché in realtà ero un po' malaticcio questa settimana e ho riposato tanto per poter partire almeno in qualche maniera. Dopo in realtà mi ha fatto anche un po' bene perché sono partito bene, eravamo lì davanti, però purtroppo ho forato appena dopo i box e ho perso parecchio tempo, però sono riuscito ad arrivare ai box in bici parecchio e poi ho recuperato parecchio. Sì, negli ultimi giri facevo un giro sì, un giro no molto forte e devo dire che mi sono divertito perché a guidare la bici vado ancora bene. Sì. Mirko, invece te non diciamo che è un bel banco di allenamento perché a me spiace, però stai facendo dei miglioramenti impressionanti. Sì, la gamba comincia a girare bene, speriamo bene per il periodo di dicembre-gennaio. Oggi volevo partire un po' più piano di domenica scorsa
però mi sono trovato io e Martino in testa quando lui ha avuto un guasto e niente, sono rimasto da solo, allora ho deciso di continuare col mio passo, è andata bene, sono riuscito a tenere fino alla fine con un buon ritmo e speriamo bene per il futuro, insomma. Matteo, intanto oggi la tua presenza qua è anche il ricordo di Thomas. Ma è sicuro, sai, purtroppo io quel giorno ero lì e Thomas posso dire che era un mio amico oltre che un compagno di gara eccetera. È sempre bello venire alle manifestazioni per ricordarlo, perché comunque si dà una mano anche alla sua associazione che hanno messo in piedi dopo la sua scomparsa e per me è sempre un piacere. E invece il rientro sul ciclocross e rimane questa grande passione. Ma sì, poi comunque al contrario di quello che tanti sostengono, secondo me fatto con la testa è una bella preparazione per l'estate o per la primavera, perché io punterò alla primavera adesso. E al posto di stare a casa al freddo, comunque andare magari a fare un'ora e mezza di rulli a casa, vieni qui, ti diverti e ti alleni bene. Ti rivedremo ancora? Sì, dovrei correre altri 3 ciclocross prima del ritiro e poi molto probabilmente altri 2 tra Natale, prima e dopo Natale, diciamo 24-26. Grazie. Prego. Parlavo di cross marketing, ma la giriamo veloce, cioè nel senso mi piacerebbe che il ciclismo imparasse ad autoreferenziarsi anche con la collaborazione di altri marchi, altre eccellenze. Mi viene in mente, perché no? C'è un concerto, bene, si può anche lì arrivare che il concerto possa acclamare il ciclocross. C'è Facebook che per cross marketing è il massimo, ci si può veramente lanciare a destra e a sinistra. Credo che avete in qualche maniera, tu Bigliani, fatto miracoli con Facebook. Cioè io lo faccio per lavoro da tanti anni, sono stata una delle prime a credere gratuito. È gratuito ed è la vetrina principale della gioventù di oggi, perché è il modo per comunicare in maniera molto efficace, ti dà la possibilità di avere anche un update molto live. Update. C'è l'update. È barese, a Bari che c'hai? C'ho l'update, ma vai dall'Umed un aggiornamento live, Argesi. Okay. Molto, quindi c'è anche la possibilità di sapere chi ha vinto dopo 2 secondi dall'arrivo. E non hai bisogno della ricetta medica, esatto. L'update. No, mi sembra una malattia, non mi prendere in giro, se no guarda, veramente. Vabbè. Parliamo seriamente, no, è uno strumento utile se viene usato bene e si sa come usarlo, quindi secondo me ci dovrebbero essere queste sinergie. Cara Elenia, adesso una battuta veloce perché siamo in chiusura. Sì. Voglio che questi ragazzi ci salutino dicendo, secondo loro, un aggettivo che racchiude il ciclocross per loro. Argesi meraviglioso. No, non quello. Non c'entra niente col ciclocross, Argesi. Vai. Beh, secondo me un buon aggettivo per il ciclocross è unità, perché quando vado a fare le gare mi sento sempre in un gruppo e sto bene la domenica. Meno male che non conduce Berlusconi, è comunista. Comunista, hai detto. Bella comunque, unità, mi piace. Secondo me è divertimento. Andare alle gare e divertirsi col gruppo e anche con gli avversari. Il papà? Rottura dei coglioni! Secondo me è una grande passione. Alzarsi la mattina a portare la bambina. Anch'io. Certo. Ma non so, se c'hai delle emozioni, emozionaci. Sì, certo, no, di continuo emozioni, quindi ne potrebbero essere a chiudere tanti, quindi il divertimento, stare assieme con questi ragazzi vuol dire anche crescere comunque, certo. Per me e per loro, insomma, tutti insieme. Alessia? Ma secondo me il ciclocross è tanta fatica e anche divertimento, perché andare la domenica alle gare è comunque molto divertente. Secondo me è un bel gruppo, perché anche se mi sono appena inserito in questo mondo mi sto trovando molto bene. Benissimo, e fatevi un bel applauso. Questo ce lo sì, è vero.
Bene, cara Ilenia, io saluto l'amico Paccagnella Thomas, che viene ancora a trovarci anche lunedì, cioè giovedì prossimo andiamo in onda. Sì, va bene. No, lei Ilenia è stata molto gentile, carina, mi ha detto guarda, giovedì io ti porto un personaggio che io sono qua, sono pieno di brividi, se vuoi venire mi fa piacere. Grazie Luigi Grazie Comacchio a voi. e complimenti per Vicenza. Sempre a vostra disposizione. Mirko, Lotto? Lotto, manca poco, mancano 2 settimane all'otto e siamo pronti. C'è il posto per il mio camper, vero? Sì, abbiamo scritto per terra sulla ghiaia. Nicola Argesi. Non sulla sabbia, te la ricordi? Ho scritto screccio sulla sabbia, non va bene. Ilenia, chiudila. Ci vediamo la settimana prossima perché andiamo in onda anche la settimana prossima. Argesi, bisogna lavorare qua, far vedere il ciclocross. E niente, vi aspettiamo e siamo una banda di matti, ma forse ci guardate anche per questo. Sì, è sicuro, guarda, è sicuro. Mi consenta. A settimana prossima. Scratch vi è stata offerta da Selle SMP. I'm the Invisible Man.